Eccolo qua, lucido e bello come il sole. Questo è l'ultimo libro che ho scritto ed è un libro la cui gestazione è durata circa 4 anni e quindi più dell'impresa stessa del protagonista. Questa è la storia di un signore che tra il maggio del 1974 e il dicembre del 1975, quindi poco meno di 50 anni fa, ha fatto il giro del mondo in bicicletta. È un signore sardo, si chiama Libero Manca, il titolo del libro è Libero, il sardo che gira il mondo in bicicletta, e questo giro del mondo, che corrispondeva ad un sogno che Libero aveva iniziato a coltivare nell'anno 1971, questo giro del mondo parte dalla Francia, perché Libero, come tantissimi sardi, era emigrato in Francia non tanto a cercare fortuna, quanto piuttosto in fuga dallo Stato che gli imponeva di fare il servizio militare. Lui il servizio militare non lo voleva fare e allora se ne andò in Francia, dove viveva un suo fratello. Libero era uno sportivo, un appassionato di diverse pratiche sportive, e tra queste c'era anche il ciclismo. Nel 1971 casualmente incontra Voiron, il paese nel quale viveva, un paese della Francia meridionale non distante dal confine con l'Italia, e incontrò un signore giapponese sordomuto. Era il dicembre del 71, a Voiron nevicava, e questo signore era arrivato in Francia dal Giappone e stava proseguendo il suo viaggio verso gli Stati Uniti. Questa cosa esaltò Libero, che da quel momento in poi decise di programmare il suo viaggio. Viaggio che, come vi dicevo, si è svolto tra il maggio del 74 e il dicembre del 75. Io ho conosciuto Libero per caso, ovviamente tanti e tanti anni dopo il compimento della sua impresa, quando lui già era rientrato in Italia. L'ho conosciuto esattamente nel 2017 e nel 2018 sono stato da lui per 3 giorni. Libero aveva annotato ogni singolo giorno del suo viaggio su dei quaderni che aveva conservato, che tutt'oggi ha con sé. Io ho fotografato, anzi non l'ho fatto io, l'ho fatto Roberto Virdis, l'architetto che ha conosciuto Libero, che me lo ha presentato, che ha curato la prefazione del libro. Roberto ha fotografato ogni singola pagina di quel diario e io poi per 2 anni ho cercato di trascrivere questo diario in italiano, perché Libero annotava le sue impressioni in francese, e poi alla fine abbiamo trovato un santuomo, Alberto Pinna, il titolare della editrice democratica sarda, che il libro lo ha pubblicato. E così 50 anni dopo Libero ha coronato il suo sogno. La foto, una foto originale che riguarda questa avventura. C'è alla fine del libro, vedete, un inserto fotografico con tutta una serie di illustrazioni magnifiche, perché il libro ha un occhio fotografico straordinario, e queste fotografie sono rappresentative ciascuna di un momento particolare di esaltazione, di scoraggiamento del viaggio. Il libro lo trovate nelle librerie, ma lo trovate anche su Amazon e su tutti gli store online, e costa 20 euro. E tra poco inizieremo le presentazioni in tutta la Sardegna e anche al di fuori della Sardegna, se qualcuno ci chiedesse di raccontare questa incredibile storia. Non tanto incredibile quanto irripetibile. Io dico sempre che un'impresa del genere è irripetibile, perché un conto è farla con le tecnologie odierne, con i GPS, con i telefonini, con i satellitari, con le carte digitali, e un conto è stato portarla a compimento pedalando per 38.000 chilometri tra Europa, Asia, Australia e Americhe, come ha fatto Libero circa 50 anni fa. Un'impresa veramente incredibile, che personalmente mi ha fatto sognare, perché l'ho trascritta con un senso di coinvolgimento in quell'avventura totalmente assoluto, e io penso che questa cosa possa coinvolgere anche voi che lo leggerete. Il libro sta avendo un grandissimo successo e spero proprio che, voglio dire, lo apprezziate se deciderete di comprarlo. Ciao a tutti, grazie.